Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il professor Carlo Tascini, che è direttore della struttura operativa complessa Clinica Malattie Infettive dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno. Buongiorno professor Tascini, grazie per essere qui. Non solamente per chiarirci le idee per quanto riguarda le vaccinazioni e i nuovi vaccini, ma anche per parlare, soprattutto per parlare di un importante progetto che si è svolto nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, nell'ambito dell'Ateneo, e che ha coinvolto non solo il Dipartimento di Area Medica, ma anche quello di matematica. Sì. E quindi un lavoro d'insieme per migliorare la pratica clinica, soprattutto per quanto riguarda, cioè partendo dal Covid, da un'analisi del Covid. Ecco, se vuole spiegare ai nostri telespettatori questo progetto che effettivamente costituisce una delle frontiere del futuro per la medicina. Sì, vi ringrazio dell'invito principalmente. Abbiamo applicato una tecnica che riesce a rilevare molecole in volumi di plasma anche molto piccoli e riesce a rilevare numerosissime molecole. Il problema è come interpretare i risultati che vengono rilevati, e questo ci ha permesso, attraverso il Dipartimento di Matematica, di applicare l'intelligenza artificiale a un database molto consistente. Ecco, quindi la collaborazione in ambito scientifico è sempre molto comune. Questa è particolarmente importante perché ha messo insieme i clinici, i laboratoristi, di più anche laboratori e in più anche dipartimenti di matematica. La particolarità della tecnica è che appunto una tecnica permette di vedere numerosi metaboliti, tantissimi, e quindi di dare molte informazioni. E quindi siamo partiti dal Covid, studiando i pazienti più gravi e i pazienti meno gravi, abbiamo evidenziato alcuni mediatori dell'infiammazione che erano già riconosciuti, ma ne abbiamo trovati anche altri. Quindi questo ci permetterebbe in futuro di utilizzare questa tecnica anche nei confronti di altre patologie infettive e non. Per quelle infettive mi viene subito in mente la sepsi. La sepsi purtroppo è ancora gravata da eventi avversi anche gravissimi, anche al giorno d'oggi, perché gli antibiotici funzionano sempre meno e ci sono molti germi multiresistenti. Quindi anche nella sepsi potremmo applicare questa metodica. Quindi lavoro di squadra e approfondimento, e un approfondimento su così tanti pazienti con questa tecnica non era stata mai eseguita al mondo. Ecco, quindi un esempio che parte proprio da Udine, che può essere, come si diceva, allargato e che può servire anche per altre patologie, sia per quanto riguarda la diagnosi che la terapia, quindi personalizzando sempre di più le terapie. Sì, è questo il punto, proprio la personalizzazione, perché obiettivamente noi riusciamo a fatica ad applicare lo stesso protocollo a tutti i pazienti. Sì. E quindi la personalizzazione della diagnosi, dello stato di malattia in cui si trova il paziente, della terapia per quel momento, è il futuro della medicina per noi, e quindi verso questa direzione va questa ricerca. Sì, e tra l'altro si riescono a comprendere anche i meccanismi più sottili, no? Proprio si riesce ad andare a fondo completamente con questo studio. Sì, appunto questo è lo scopo, nel senso che questi meccanismi possono essere anche diversi nelle diverse fasi della malattia. Quindi la fotografia precisa... Quindi diversi per persona e diversi... Nella stessa persona. Nella stessa persona e diversi per fasi. Noi quando abbiamo un'infezione abbiamo una fase iperinfiammatoria iniziale, poi abbiamo una fase immunosoppressiva tardiva, perché non è che possiamo andare avanti con l'infiammazione per giorni e giorni. L'organismo blocca poi il sistema che ha risolto nel caso specifico l'infezione, ma lo stesso vale anche per i tumori. E quindi il paziente va trattato in modo differente, anche il singolo paziente, nel momento differente in cui si trova il suo stato di malattia. Comprendere questo per ogni persona è il futuro, è fantastico ma è difficilissimo, servono degli strumenti molto fini, e su questo anche la matematica aiuta.
E quindi si può già posporre in pratica questo vostro progetto, questo studio? Beh, ancora ci vuole del vorrà tempo, chiaramente, però è il certo, primo ci vorrà passo. del tempo, è uno dei, no, è uno Roma degli si è inizi. fatta con la prima pietra, Sì. c'è sempre una prima pietra. E comunque un buon inizio. Secondo me sì. E probabilmente sarà copiato anche da altri in giro per il mondo, Beh, è una visto che si tecnica tratta di una che cosa sì, sì, particolare. viene già dall'estero, quindi sicuramente è una delle tecniche del futuro. Senta, professor Tascini, approfittiamo del fatto di averla qui in studio per parlare di vaccinazioni, perché adesso si sente, no, il picco sta salendo, cioè sì, ci sono sempre più persone positive e quindi i vaccini a che cosa aiutano? E poi anche vorrei capire che tipo di vaccino sta circolando in questo momento. Sì, beh, guardi, c'è, ad essere onesto, nella comunicazione adesso c'è un po' di Sì, confusione, no? infatti non si arriva a capire Sì, 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 bene questo e si è un po' disorientati, sì, ecco. ma lo capisco perché è complicato. Allora, abbiamo alcuni punti fondamentali che devono essere ripetuti. Il primo è che noi abbiamo una malattia che non è grave come quella del 2020, del 2020 e Sì. 2021. Questo deriva da due fattori principali. Uno è la vaccinazione e il secondo è l'immunizzazione naturale. Quindi le persone sono protette per la vaccinazione e per l'infezione naturale. Questa protezione diffusa ha determinato casi più lievi di malattia, quindi noi adesso non vediamo più le polmoniti, abbiamo pazienti con la febbre, con la tosse, stanno anche male, però fortunatamente è difficile che arrivino in ospedale. Qualcuno ce n'è ovviamente, ma sono veramente rari. Quindi abbiamo una patologia più lieve, che è più lieve grazie alle pratiche e alle campagne che sono state fatte. E al No, fatto anche che che il i virus virus, mutino, insomma, il che quindi virus può mutare verso ceppi più virulenti, sì, più ceppi meno virulenti. A me sembra che adesso stiamo andando verso un virus che si trasmette meglio ma che ha perso in virulenza. Però dipende anche dalla protezione dell'organismo, perché casi gravi ancora li vediamo, specialmente negli immunodepressi, nei pazienti che non hanno immunità, però ci sono, ma sono più lievi proprio per quello che è stato fatto prima, anche è questo un concetto che mi preme ribadire. Allora, il vaccino dà una protezione dell'infezione attraverso gli anticorpi neutralizzanti, che sono gli anticorpi che ci proteggono dall'infezione. Dopo il morbillo o il vaccino per il morbillo, questi anticorpi durano per tutta la vita. Quindi noi, preso il morbillo, vaccinati per il morbillo non lo prendiamo più. Per SARS-CoV-2, come per altri anche virus del raffreddore, eccetera, durano gli anticorpi neutralizzanti 3-6 mesi. Questi anticorpi neutralizzanti noi non li vediamo purtroppo con nessun test in commercio. Quindi vengono visti durante le sperimentazioni o da laboratori che studiano, però ecco, su pochi soggetti. Questi anticorpi durano 3-6 mesi. Quindi se noi ci vacciniamo per evitare l'infezione, dovremmo vaccinarci 4 volte all'anno, 2 volte all'anno, e questo porta a una stanchezza dei cittadini, ma anche è una organizzazione impossibile per il sistema sanitario nazionale. Però il vaccino ci protegge dalla malattia e ci protegge dalla malattia grazie allo sviluppo dell'immunità delle cellule mediate, sono i linfociti principalmente che ci proteggono da questo. Quanto durano i linfociti? Durano in genere 8, 10, 12 mesi. Quindi il nostro obiettivo attuale è di andare a un vaccino una volta all'anno. Poi se in questo, diciamo, in questo percorso ci sono delle infezioni da SARS-CoV-2, queste aiutano a stimolare l'immunità, sia quella anticorpale sia quella cellulo-mediata. Per la risposta cellulo-mediata i vaccini sono simili. Fortunatamente tutti i tipi di vaccini che abbiamo a disposizione, compreso anche uno proteico che arriverà, sviluppano l'immunità cellulo-mediata e quindi ci proteggono dalla forma grave per almeno un anno. Adesso siamo di fronte alla stagione invernale in cui uno si aspetta un picco di virus influenzali, compreso il Covid. Quindi il consiglio è per chi, almeno questo mi sento di dare un consiglio, per chi non
si è vaccinato da più di 6-9 mesi, non ha avuto l'infezione da più di 6-9 mesi, vaccinarsi in questo momento. E in questo momento è utile che si vaccinino gli anziani, i fragili, chi vive in comunità, perché questo comporta anche una riduzione del contagio, che è breve purtroppo, ma in questo periodo in che si va incontro all'inverno è utile a se stessi e a tutta la comunità. Altrimenti si aspetta che esca il nuovo vaccino. Si può aspettare, no? Questo... Sì, però... E lo si può fare in combinata anche col vaccino anti-influenzale? Allora, le domande sono due. La prima sull'aggiornamento dei vaccini. Sì. I vaccini aggiornati ci permettono di avere degli anticorpi neutralizzanti contro l'aggiornamento, però il virus sta mutando tantissimo, anche noi tutti gli anni in passato cambiavamo l'influenza perché cambiava il virus circolante, quindi questo è un concetto che può essere utile e quindi possiamo aggiornare rispetto alle varianti per cercare di ridurre la diffusione, ma di quella variante. Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, l'influenza purtroppo è un virus che ancora circola abbastanza e quindi può trovarci adesso una popolazione che negli ultimi 3 anni non c'è stata influenza. Quindi la risposta immunitaria si sta riducendo e i ceppi possono anche mutare. Quindi il mio consiglio è di continuare la vaccinazione antinfluenzale, comunque è stata sempre disattesa in questo paese perché è stata sempre molto bassa. Noi ovviamente siamo operatori sanitari, ci proteggiamo, quindi noi faremo adesso il prossimo mese sia il vaccino antinfluenzale che ha bisogno anche il richiamo del Covid, che possono essere fatti anche contemporaneamente. Bene, grazie professore Tascini per essere stato nostro gradito ospite. Speriamo di riaverla qui quanto prima per parlarci di novità. Speriamo appunto che ci siano novità anche positive per quanto riguarda il Covid, che vengano trovati dei vaccini definitivi, che uno non debba sottoporsi, no? 2 volte all'anno alla vaccinazione, al richiamo. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie.